Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Grand Theft Auto 5. Quest'oggi ci troviamo nuovamente qui all'interno della nostra Los Santos, proprio nel centro della nostra città, e siamo in compagnia del nostro caro Franklin. Ci troviamo proprio nei pressi del nostro caro gonfiabile in giallo, il nostro caro bananone principale, eccolo lì appunto in alto, e vediamo adesso quello che possiamo fare. Innanzitutto, prima di intraprendere, come vi avevo detto, le missioni principali all'interno della nostra storia, volevo un po' personalizzare il nostro personaggio per renderlo un pochino più adatto alle condizioni in cui si ritrova. Quindi mi sono permesso di avanzare dalla nostra casa al parrucchiere di turno, il nostro caro mago del capello, appunto qui intorno, il nostro parrucchiere numero 1. Vediamo un po' di cambiare il look del nostro caro personaggio, magari anche comprare qualche vestito per prepararci quindi alla nostra avventura all'interno di GTA 5, quindi all'interno di Los Santos. Allora, il nostro caro Simone qui in alto sicuramente ha del lavoro per noi, ma ci sono anche delle missioni secondarie interessanti, come per esempio di fronte alla nostra casa, sconosciuti e folli. Potrebbe essere davvero molto interessante, quindi adesso vediamo quello che possiamo fare. Allora, innanzitutto dobbiamo anche aumentare, come dire, la capacità del nostro portafoglio, dobbiamo certamente migliorare anche le nostre possibilità economiche. Adesso vedremo di investire il nostro denaro nella maniera migliore, però innanzitutto vi voglio far vedere la mia chicca, la macchina, una delle macchine più belle che sono riuscita a procurarmi. Eccola qui, una Primate degli anni 40, probabilmente del dopoguerra, un motore circa 500.000 km, però mi ha portato fin qui. Sicuramente questa macchina ce la terremo fino alla morte. Ok, intanto l'ho parcheggiata qui, è stata appena adesso lavata, l'ho pagata ho pagato il lavaggio ben $2,50, quindi la nostra macchina preferita. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Questo deve essere appunto il negozio principale, ecco il barbershop. Bene, allora, Haircuts Barber ti dà il benvenuto. Intanto qua sta per uscire Bob Marley in persona, perfetto. Siediti, scegli l'acconciatura che preferisci. Grande. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Intanto il nostro caro amico ha i capelli un po' allo stile americano, quindi vediamo di renderli un pochino differenti. Allora, dove ci possiamo sedere? Qua va bene? Perfetto. Adesso, come al solito in questi barbieri americani di solito si parla di pugilato, roba del genere, però non credo che faremo una roba del genere. Allora, acconciatura. Vediamo un po' che cosa ha il nostro caro amico disponibile. Abbiamo 300 verdoni in tasca, quindi vediamo un po'. Ciocche laterali ondulate. Mamma mia, sembriamo l'ultimo dei moicani, proprio un azteco proveniente dal mondo Maya. Vediamo un po' le stelline addirittura. Vediamo un po' qualcosa di più tranquillo. Vediamo un po' dei capelli alla grande. Ah, Hitman lo lasciamolo stare. Sfumati addirittura, tripla riga. Vediamo un po'. Vediamo un po' di renderci un pochino ecco, questi capelli afro serrati possono andare abbastanza bene, rendere il nostro amico anche più piacevole da vedere. $95, mamma mia. Ok, vediamo un po' quello che riesce a fare la nostra cara amica. Avanti, mamma mia, vediamo un po'. Eccoci fatta, a posto. Allora, don't lose your turn. Date un'occhiata dietro appunto i cartelli. Barba, allora, vediamo un po'. Spartana lunga, mamma mia, che dobbiamo fare in queste condizioni? Oppure barba ispida, vediamo un po' questa. Non voglio fare il barbone, quindi magari questa barba con $30 possiamo personalizzarla, perfetto. Ok, vediamo un po'. Non mi piacciono i porcospini, quindi possiamo rimanere nelle condizioni normali, perfetto. Ok, allora, adesso che abbiamo personalizzato la nostra, come dire, il nostro look, mi sa che possiamo dirigerci immediatamente a guadagnare qualche soldino da investire immediatamente in qualche affare grosso. Allora, perfetto, mi sa che possiamo anche salvare, perché ovviamente dobbiamo lasciarci questa conciatura grande. Vediamo un po' dov'è la nostra Primate degli anni 40. Eccola, la nostra macchina speciale. Vediamo un po', mamma mia, eccola qua. Da 0 a 100 ragazzi in 1,5 anni. Eccola qui, perfetto. Vediamo un po', ci siamo riusciti a metterla in moto, però ovviamente sempre trazione posteriore, Date un'occhiata, eccola qua, alla grande. Ok, cerchiamo di tenerla con cura, perché sarà la nostra macchina per il resto della nostra esistenza. Ok, vediamo un po', attenzione, un incrocio. Allora, avevo intenzione di affrontare la missione secondaria. Intanto date un'occhiata dei grattacieli che si vedono all'orizzonte qui a Los Santos. Tutto è esplorabile, la cosa che mi piace davvero tanto qui in questo nuovo Grand Theft Auto. Possiamo esplorare qualsiasi luogo presente all'interno della nostra storia. Esistono ovviamente le montagne, il mare, qualsiasi cosa può essere esplorata dal nostro caro personaggio, ovviamente dalla sua cara Primate degli anni 30. Ok, andiamo, qui c'è un piccolo farmers market alla nostra destra. Ok, eccoci arrivati. Cosa c'è qua? A quanto pare, ehi Franklin, perché non vieni qui? Ah, vediamo un po' cosa succede. Usciamo, la nostra grande uscita dalla nostra macchinona. Chi è questa ragazzona qui intorno? Folle, eh? Infatti si vede che non è molto normale, eh? Occhi rossi, avrà finito appena adesso di bere 3 litri di vino. Smoking. And what about you? I mean, I quit. You know what I'm saying? Almost. Ah. Date un'occhiata, tatuaggi, capelli rossi, avrà qualche 60 anni e si sente, come dire, una donna, una sorta di adolescente. Whatever, if that's how you feel. Well,
What the fuck do I know about towing cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it, for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on. Shit. All right, then. Shit. Win everything. Ma non ho capito veramente cosa vuole la nostra cara amica. Senti, Nigga, sbrighiamoci. you need to slow it down. Tanisha was right. Ah, il carro attrezzi. Dobbiamo fare un po' di cricchetto, sali. Tonia si chiama la nostra cara amica. Guarda che bella macchina che abbiamo, alla grande. Perfetto, dove dobbiamo andare? Vediamo un po'. A 528 metri. Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh, man. How did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't Ok. do that shit no more. Forse I mean, dobbiamo... baby Attenzione, does no! now La and mia again. macchina! Maledetto! Franklin, Sei passato col my rosso! baby does now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. Andiamo. Allora, probabilmente dobbiamo fare qualcosa con il nostro carro attrezzi. Intanto qua ci sfrecciano macchine che ci vogliono distruggere il nostro gioiellino. Potevamo prendere anche un taxi, però volevo far sfrecciare la nostra fantastica decapottabile in questa splendida mattinata. Allora, il carro attrezzi deve essere qui intorno. Ma chissà, probabilmente il carro attrezzi o dobbiamo distruggere qualcosa, dobbiamo prelevare qualcosa. Allora, attenzione, 110 metri, siamo quasi arrivati. Vediamo un po' forse qui intorno. Ok, la nostra macchina però non la voglio toccata, quindi magari la mettiamo in un luogo sicuro. Dobbiamo entrare qui dentro forse. Ah sì, il cancello, perfetto. Mettiamola magari in un posto idoneo, qui nel parcheggio principale. Perfetto. Ok, allora l'abbiamo parcheggiata, addirittura qua date un'occhiata, ci sono le telecamere di sicurezza, quindi possiamo stare tranquilli. Perfetto. Allora il nostro carro attrezzi, vediamolo un po'. Ah, eccolo qua, arrugginito proprio degli anni 20, mamma mia. Stiamo attenti a non beccarci il tetano, perché adesso probabilmente nel momento in cui saliamo non riusciamo più a uscirne. Allora, vediamo un po'. Andiamo, si è messo in moto, perfetto. Addirittura il gancio di dietro, mamma mia. Vediamo per adesso di spegnere la nostra radio, perché sicuramente dobbiamo sentire cosa dicono i nostri personaggi. Yo, we on that like ugly on your mama. 10-9, come again? I didn't catch that. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Car's a junker. Been there for days. 10-7. I'm gone. A bucket. Ah, This maledetto. one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, your gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. Ah, almeno qualcosa probabilmente riusciremo a guadagnare. What the fuck happened to you? Ok, raggiungiamo l'auto abbandonata, ci dobbiamo mettere a fare, come dire, gli spazzini per la città. Bene, andiamo, attenzione, attraversiamo le rotaie del treno, qualche dannato sempre davanti a noi. Ok, procediamo, allora è a circa 1 chilometro, quindi abbiamo un bel po' di strada da fare. Però date un'occhiata che è fantastico questo camioncino, probabilmente dobbiamo prelevare una sorta di rottame, ma con questo carro attrezzi sicuramente si potranno prelevare anche auto, come dire, buone. Quindi probabilmente potrebbe essere un ottimo mezzo per rubare anche auto, quindi cerchiamo di tenerlo in considerazione. Calma, andiamo a tutta manetta, ecco, procediamo sempre dritto, vediamo cosa c'è da questa parte. Cos'è questo? Una specie di distributore di benzina, teniamolo sempre d'occhio perché sono anche molto importanti. Attenzione, calma amico mio, lasciami in pace. Allora, siamo a Olympic Flyway, intanto nel ben mezzo della città, proprio, attenzione. Allora, dov'è il nostro bersaglio? La nostra macchina, ah, deve essere quella lì, proprio semidistrutta, come dire, parcheggiata di fronte a quell'edificio rosso e bianco. Eccolo lì, andiamo. Dobbiamo girare probabilmente a sinistra. Tanto vediamo che ore sono. Diamo un'occhiata al nostro telefono. l'1:02. Ci brontolerà un po' lo stomaco, mi sa. Vediamo se possiamo trovare anche un ottimo Okay, I've fast seen food. JB do this 100 times. Back up close. Ah, è questa la Make sure macchina, the hook is perfetto. down, and Ok. it should slide right in. Ok, di solito le macchine si prendono dal di dietro, quindi attenzione. Ah, come si alza la gru, vediamo un po'. Ah, ecco, attenzione, vediamo di andare un po' indietro. Calma, qui alla Eurotrack Simulator. Mi è servito quel corso di addestramento, quindi attenzione, attenzione, lo stesso rumore della marcia indietro. Allineiamo il nostro carro. Pronto ragazzo mio, ti sei fatto male? Alziamo. Guardate che figo. Ok, l'ho sempre voluto fare. Andiamo. Benissimo. Allora, dobbiamo rimorchiare la nostra auto fino al deposito. Qua ci sono tassisti impazziti. Intanto vediamo se possiamo andare a tutta manetta. Ok, sicuramente non avrà pagato, come dire, il parcheggio per un paio di giorni, e quindi questa è la fine che si meritava. I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs Addirittura ci now. vogliamo I espandere, remember proprio la you cosa before che you cercheremo was di a wannabe fare. when you just was. And I remember you and JB before y'all was dopehead. Shit changes. You the one all turfed up.
JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real. Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Bene, la nostra amica è un po' chiacchierona, vediamo un po' se possiamo entrare nel nostro parcheggio e speriamo che ci sia ancora la nostra macchina. Ecco, vediamo un po', questa è addirittura la centrale di polizia. Eccoci, avanti, fateci entrare, dannati. Benissimo, maledetti, guardate che fretta che hanno le persone di dietro, ci vogliono proprio tamponare. Aspettate che parcheggi, ok? Forza che ce la facciamo. Perfetto. Allora, come facciamo a sganciare il veicolo? Tieni premuto, vediamo un po'. Perfetto, mi sa che ce l'abbiamo fatta. Ok, grande, ce l'abbiamo fatta. Vediamo se siamo riusciti a guadagnare qualcosa. Intanto nuovo contatto Tonia sicuramente ci aiuterà a fare qualcosa. Vediamo un po', siamo riusciti a ottenere sicuramente nuova esperienza, medaglia d'argento addirittura. Allora probabilmente, eccola qua la nostra macchina. Ce l'hanno spostata, quindi sicuramente devono fare qualcosa, però probabilmente non ce l'hanno fregata. Ok, vediamo di entrare. Ecco, puoi andare via adesso, ragazzona. Allora, vediamo quello che siamo riusciti a fare. Andiamo. Ok, attenzione amica mia, spostati. Via, Pete. Addirittura si mette già a parlare al telefono. Allora, con questa missioncina siamo riusciti a far contenta la nostra cara ragazzona. Vediamo cosa abbiamo disponibile nella nostra mappa. Vediamo un po' cosa c'è da queste parti. Franklin, abbiamo una nuova missione disponibile. O addirittura anche il nostro caro amico Simeon nella parte superiore della nostra mappa. Ok, vediamo cosa vuole il nostro caro ragazzone. Intanto qua sopra un altro sconosciuto che appunto vuole aiuto. Però io direi, ragazzi, di continuare da questa parte. Magari voglio sbloccare magari qualche altro luogo interessante per iniziare quindi a girare per la città nella maniera migliore. Intanto facciamo questa sorta di missione principale e in seguito ci divertiremo all'interno della città. Vediamo di esplorare un po' l'intera Los Santos, ok? Intanto vediamo un po' di musica, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Perfetto, attenzione, calma, attenzione, mamma mia. Voglio anche riuscire a trovare la nuova parte di Los Santos. Questa sicuramente sarà la città malfamata. Voglio vedere anche i grattacieli, la nuova zona, come è stata realizzata. Quindi attenzione, vediamo di andare in completa tranquillità, sempre dritto, perfetto. Dall'altra parte, bene, ok, ma questa dannata musica proprio. East Los Santos può andare bene, vediamo un po'. Ok, la musica sudamericana, vediamo di lasciarla perdere. Meno male che siamo arrivati, Attenzione, qui l'auto del presidente degli anni 20. Ecco che siamo arrivati. Vediamo cosa vuole il nostro caro Simone. Ok, la nostra macchina deve essere conservata, quindi vediamo di metterla appunto qui. Benissimo. Ma qual è la marca appunto? Vediamo un po'. Non riesco neanche a vederla. Vediamo un po'. Dundudary. Ma mai sentita, però sicuramente ha un fascino speciale. Allora, vediamo dove possiamo andare. Sicuramente possiamo entrare di qui. No, queste sono le sbarre. Maledizione. Vediamo un po'. Servicing. Niente. Mi sa che dobbiamo fare proprio l'intero giro. Il nostro bananone è in giallo che continua sempre a muoversi al vento. Eccolo qua. Allora, I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Just go and get it. The house is on Hampstead off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, grazie amico mio. Allora, vediamo un po', probabilmente dobbiamo recuperare una nuova macchina. Vediamo un po', sicuramente dobbiamo raggiungere la casa del nostro caro amico, è abbastanza lontana. Vediamo se siamo armati. Allora, abbiamo la nostra Desert Eagle, quindi vediamo di tenerla sempre sotto mano. Eccola qua, eccola. E sicuramente dobbiamo prendere la nostra macchina preferita. Allora, dove si ritrova questa casa? Vediamo un po', forse qualcuno che non ha... Wow, dall'altra parte della città. Proprio, come dire, un po'... Come dire, la giusta zona, sicuramente il giusto percorso per effettuare un po' di strada col nostro nuovo bolide. Ok, andiamo a tutta forza. Intanto vediamo di mettere qualche stazione radio perfetta. Vediamo un po' se possiamo dare un'occhiata da questa parte. Ok, vediamo un po'. Vediamo un po' la radio dei Chicago Bulls. Perfetto. Sentite i suoi 8 cilindri accompagnati anche da queste splendide note country. Mamma mia, proprio ci sta anche con lo stile della macchina che abbiamo. Vediamo di ascoltare ancora qualche altro secondo prima di arrivare al nostro obiettivo principale.
Troppo bello, andiamo, vediamo se possiamo passare da quest'altra parte. No, maledizione. Perfetto, ancora 1,1 km, abbiamo fatto così tanti chilometri su Euro Truck Simulator che questi appunto ci sembrano un gioco. Però le fantastiche note country in questa splendida giornatina. Simone, vediamo cosa vuole. Tradito. No, se l'è presa con noi, maledetto. Oh, I am sure you will get this car off the daddy's maledizione. and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Ci hanno beccato, probabilmente il nostro Lamar si è fregato la moto e adesso la colpa la danno a noi. Però siamo arrivati probabilmente in una zona benestante, guardate un po', villette di ottimo gusto, anche come dire il prato inglese ben curato, e quindi sicuramente qua ci saranno macchine molto interessanti. Parcheggiamo la nostra splendida decappottabile. Allora, cerchiamo un accesso alla casa. Allora, a giudicare dalle apparenze è un ottimo bungalow proprio ben coperto, la nostra pistola in mano proprio per presentarci. Come possiamo entrare? Dal cancello principale, ottimo, attenzione qua già c'è qualcuno. Il giardiniere, L per attivare la modalità furtiva alla Hitman, muovendo di modalità furtiva farai meno rumore. Perfetto, Hitman in persona. Ci dovevamo rasare i capelli a zero, maledizione. Se sapevo di questa missione me li rasavo. Intanto lì ha il tosa erba. Che è quella cosa che ha in mano? Gliela facciamo saltare? Allora, da disarmato avvicinati in modo furtivo, ok, alle spalle del tuo nemico, e premi, tieni premuto LT e B per metterlo fuori combattimento. Alla Hitman, attenzione, ce l'abbiamo la corda di pianoforte, ok, LT, vediamo se troviamo LT, perfetto, andiamo con calma, questa è modalità furtiva, sembriamo come dire un pinguino impaurito. Andiamo. Vieni qua, amico mio. Mamma mia, che bella mossa furtiva. Usando la modalità furtiva ed effettuando uccisione silenziosa aumenterai la statistica di furtività. Però io voglio portarmi a casa la motosega moderna. Motosega, che tira foglie. Ok, intanto il nostro amico qui è semi-morto. Diamogli un altro calcione per spaccargli in due la prostata. Benissimo, così poi se ne andrà all'ospedale qualche mese. Benissimo, intanto vediamo un po' se possiamo trovare. Che bella casa, però date un'occhiata ai dettagli in legno, anche queste fantastiche porte. Ma proprio una casa splendida. Sembra la casa che c'era appunto in Hitman Silent Assassin appunto nella prima missione, proprio ci assomiglia. Allora la macchina, no, questa è la porta principale, dove stiamo andando? È chiusa, maledizione. Vediamo se dall'altro lato c'è qualcosa di interessante, qualche trofeo, qualcosa, qualche giubbetta antiproiettile. Attenzione, questa storia non mi piace. Mettiamoci qualcosa di interessante in mano. La nostra cara pistolona, eccola. Che cosa c'è qua dentro? Calma. Shh, chi c'è qui? Per raggiungere la finestra aperta sali sull'auto e poi sul tetto tenendo premuto X. Vediamo un po'. Eccoci. Ah, ecco la finestra aperta. L'unico modo per entrare in casa. No! Ah, che stupido. Maledizione. Abbiamo provato a fare il pagliaccio di un circo. Benissimo. Chi è? Mamma mia. Chi è che sta gridando? La faccio gridare io. Attenzione, la House Desert Eagle in mano. Intanto qua sopra cosa c'è? Voglio sempre cercare qualcosa perché mi avete detto che nello scorso video c'era un giubbetto antiproiettile, quindi probabilmente me lo sono perso e sicuramente ci poteva aiutare. Allora, vediamo cosa c'è qua dentro. Proprio, vediamo di stare attenti. Calma. Shhh. Vediamo un po'. Ah, il bagno, ok. Attenzione, evita di mettere i residenti in allarme. Mi sa, ragazzi, che dobbiamo tenere, come dire, le mani a posto. Vediamo di utilizzare la nostra, di non utilizzare la nostra pistola. Allora, vediamo dove sono. Intanto vediamo dove sono. Qui ce ne deve essere uno. Calma, è che non sono molto pratico con i comandi. Non è che abbiamo molta visuale, però noi abbiamo affrontato. Vediamo. Eccolo. Vediamo se possiamo farlo stare zitto. No. Shhh. Zitta, zitta. Maledizione. Maledizione. Missione fallita. La famiglia è stata allertata, ma a quanto pare non possiamo neanche estordirli. Bene, vediamo di stare calmi stavolta. Non possiamo toccare i nostri bersagli. Quindi intanto una a sinistra e una a destra al piano superiore. Vediamo qua dentro. Qua ci deve essere qualche altro ragazzone. Maledizione. Vediamo di procedere. Allora, scendiamo da questa parte perché le scale dovranno essere sicuramente l'unico accesso. Intanto la barra blu accanto alla barra verde della nostra vita in basso a sinistra, vedete, indica il rumore che stiamo facendo. Quindi per adesso siamo completamente muti come dei pesci. Vediamo di qua. Di qua non possiamo andare, ragazzi. Mi sa. Aia, marito e moglie al piano di sotto.
il garage è da questa parte, ma come facciamo ad arrivarci? Cioè, vediamo un po' qui, vediamo un po'. Mi ricorda molto quando entravamo nelle case tipo GTA 4 per rubare gli stereo o qualcosa del genere. Quindi è molto simile. Vediamo di procedere. Qui c'è il caminetto, proprio se la passano bene questi qui, eh? Vediamo un po', da questa parte mi sa che non può. Ci hanno beccato, ragazzi, attenzione. Niente, proprio non riesco a capire come passare. Una casa che sembra un labirinto. Vediamo un po'. Niente, forse dobbiamo solo attendere che si lasciino andare. Ah, forse qua, perfetto. Vediamo di stare in silenzio. Non girarti, maledetto. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Allora, che macchina è? Tutto questo traffico, che cos'è questa macchina? Ah, è un Hammer H1 probabilmente. Una sorta di Jeep, un genere che piace a me. Però la nostra primate dove la lasciamo? No, va bene, segniamoci il posto. Ok, andiamocene via. Come facciamo a uscire? Il cancello è aperto. Calma, calma. Calma, molto veloce questa macchina però. La nostra primate, dannazione, lasciamola lì, ricordiamoci il posto, No, dannazione. Allora, dov'è il posto? Segniamoci il posto, quindi vediamo un po', andiamo nella nostra mappa. Allora, entriamo immediatamente nella nostra zona, segniamoci appunto questa meta. Perfetto, perché sicuramente dobbiamo ritornare. Allora, vediamo un po', squagliamocela che se ne accorgono qua ci fanno fritti, tutta manetta per adesso, forza. Andiamo. Un'ottima tenuta di strada, abbiamo, attenzione, Simone. Hey, Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Non sono riuscito a leggere, ragazzi, ero molto concentrato a guidare. Attenzione, chi c'è da queste parti? Che cos'è? Oh, c'è uno nella macchina! Oh, attenzione! Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, maledizione! you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dog, by the name of Simeon Yeteri. Niente, ragazzi, ci ammazzano qui, mi sa. Attenzione. Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yetarian, we'll work this out. Procediamo dritto, vediamo quello che succede. Non so chi sia questo dannato che abbiamo appunto di dietro. Stiamo arrivando dal nostro Simone, sicuramente troveremo una soluzione al problema. Vediamo di andare da questa parte. Hey, man, ok. it's just up here. Okay, stop the car. Hold up. Andiamo. Ok. That the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put 2 rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck it. Ok, sfondiamo la vetrina del nostro concessionario. Andiamo a tutta manetta, vediamo cosa possiamo ritrovare. Ah, ecco il nostro caro ragazzone in giallo. Vediamo dov'è la nostra vetrina. È quella. Ok, prendiamo una bella rincorsa. Andiamo proprio dall'altra parte. Eccoci qui. Forza, prepariamoci. 3, 2, 1. Via, andiamo. Vediamo se possiamo distruggere questa dannata vetrina. Eccola davanti a noi. Forza, forza. Olè. Shit! No! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Simeon, it's not exactly how it looks. Aia. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! Attenzione che abbiamo impersonato il nostro nuovo caro ragazzone, il nostro Michael. Agganciamo il nostro bersaglio. Aia, maledizione. Sferiamo un pugno, schiviamo. Tutto in una volta, subito. Attenzione. Eccolo, eccolo. Dove vuoi? Ah, è veloce, proprio Rocky Marciano in persona. Vieni qua. Se non siamo forti nelle braccia possiamo sempre usare i piedi. Vieni qua, vieni qua. Ci ha ammazzato però, attenzione questo barbone. Vieni qua. Vieni, beccati questo. Avanti, abbiamo fatto una volta 9 round contro Rocky Marciano. Vieni qua. La forza può essere aumentata affrontando dei combattimenti corpo a corpo e praticando degli sport. Ok, vediamo di ammazzarlo. Mamma mia, completamente stecchito. This thing's gonna need some serious bodywork for it's worth $5 a month. Ok, aumentando la statistica di forza infliggeremo più danni e sicuramente saliremo più velocemente e incasseremo più danni e miglioreremo la nostra performance negli sport. Bene.
That kid might be a fucking idiot. But you are a fraudulent scumbag. È un truffatore, sì, ha ragione, perché tutto quello che abbiamo fatto in pratica non era proprio così legale, va? Comunque, entrato in scena il nostro Michael. Bene, allora, vediamo quello che possiamo fare. Siamo riusciti a impersonare il nostro fantastico eroe, siamo riusciti a completare la nostra missione e quindi eccoci arrivati con il nostro nuovo ragazzone, appena adesso, come dire, arrivato, e vediamo quello che riusciremo a fare appena adesso. Allora, il nostro nuovo amico sicuramente avrà sbloccato qualcosa all'interno del nuovo mondo, quindi vediamo un po', sicuramente all'interno della zona superiore, vediamo ci sono addirittura nuovi sconosciuti.